Svolta nelle indagini sulla scomparsa l'ottobre scorso della 43enne mamma di Stanghella, il marito indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Blitz della polizia contro i leader di uno dei movimenti antagonisti in Ottav per l'assalto al cantiere di Chiomonte in Val di Susa nel luglio scorso, anche Vicenza nell'operazione della Digos. 6 arresti a Milano, sgominata una banda di borseggiatori rom specializzati in furti sulle metropolitane, ma numerosi colpi anche ai danni di turisti a Venezia. Fumata nera dal vertice di maggioranza di Palazzo Chigi sull'autonomia, i freni di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, l'ira di Zaia raccapricciante, bloccati da Renzi che nel 2017 non voleva farci votare. Ex studentessa universitaria di Padova, durante il progetto Erasmus in un'università straniera, ha contratto in laboratorio il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. Restaurati i giardini reali di Venezia, dopo 5 anni di lavori riapre al pubblico il Cuore Verde di San Marco, a pochi metri dal campanile dietro l'antica zecca della Serenissima. Presentato al Comando Nord di Prato della Valle il calendario 2020 dell'esercito italiano, al centro i soldati, uomini, donne che lavorano con passione per il paese. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione del telegiornale di Antenna 3. In primo piano dunque il colpo di scena nelle indagini sulla scomparsa di Samira, la mamma di 43 anni padovana di Stanghella, scomparsa nel nulla lo scorso ottobre. Ebbene, il marito ora è indagato. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Stanghella. A quasi 2 mesi dalla scomparsa di Samira El Attar, la mamma marocchina di 43 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 21 ottobre, la Procura della Repubblica di Rovigo ha iscritto nel registro degli indagati il marito Mohamed El Badri. Sul fatto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Padova. La svolta dunque in queste ore, gli inquirenti che in un primo momento avevano indagato per sequestro di persona ora hanno cambiato pista e pare che il marito ora sia indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il marito più volte aveva detto di non c'entrare nulla e di essere innocente e di continuare a cercare la moglie. Ovviamente ulteriori sviluppi su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Valentina Visentin. Anche Vicenza coinvolta nell'operazione della Digos con il blitz contro i leader di uno dei movimenti antagonisti Notav in merito all'assalto al cantiere di Chiomonte in Val di Susa lo scorso luglio. Ci aggiorna in collegamento telefonico Gabriella Basso. Buongiorno. Buongiorno, centri sociali nel mirino della polizia, tra questi anche il bocciodromo di Vicenza. Blitz infatti della polizia contro gli storici antagonisti torinesi e del nord-est impegnati da sempre nella battaglia contro il TAV. Gli uomini della Digos hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti dei leader e dei militanti del centro sociale torinese Ascasun ed esponenti di altri centri sociali, come dicevamo appunto di Vicenza, Modena e Parma. Le accuse ipotizzate nei confronti degli antagonisti sono a vario titolo: resistenza aggravata, pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti delle autorità. 14 in totale le misure cautelari emesse dal GIP e riguardano, oltre appunto agli appartamenti del centro sociale torinese, anche il centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Gli uomini della Digos stanno eseguendo anche 16 perquisizioni, sempre che riguardano anche il Vicentino, Vicenza in modo particolare, e nei riguardi di altri antagonisti e di alcuni militanti e sempre indagati nella stessa inchiesta. Le misure hanno raggiunto i maggiori leader esponenti dell'ala più oltranzista del movimento Notav, che durante la marcia dello scorso 27 luglio in Val Susa hanno coordinato le azioni criminose e l'assalto al cantiere di Chiomonte. Un gruppo d'assalto, ricordiamo, si era diretto al cantiere, un altro invece aveva girato il dispositivo di sicurezza passando nei boschi dall'alto. Per il momento è tutto, la Vicenza linea torna allo studio. Buon lavoro Gabriella Basso. La pagina politica, a partire dalla fumata nera nel vertice di maggioranza Palazzo Chigi sull'autonomia. I freni sono arrivati dal Movimento 5 Stelle e Italia Viva ed è esplosa l'ira del governatore Zaia, che dice raccapricciante.
Abbiamo un problema. La verità è che lì a Roma qualcuno che non rappresenta nessuno decide che non si deve fare l'autonomia. Noi così non va bene, ma comunque ci dicono sì o no, ma ce lo dicono. Poi noi ci comporteremo di conseguenza. Mi sorprende che una maggioranza di governo, un governo che dice di avere voglia di andare avanti, di governare, non ci dia risposte, e il fatto che non ci diano risposte questo ci preoccupa. Al tavolo di Palazzo Chigi c'erano tutti e su quel tavolo, vertice di maggioranza, l'unico tema in discussione era il più atteso, eppure non è bastato. Autonomia ancora frenata, bloccata, passaggi nuovamente da rivedere. Non solo il Movimento 5 Stelle, c'è anche Italia Viva a dettare le condizioni per arrivare alla sintesi dell'accordo, e a Venezia la reazione è immediata, perché è proprio l'elemento Renzi a far saltare la mosca al naso del governatore, tanto da parlare di esito raccapricciante e non solo. È anche imbarazzante e incomprensibile, visto e considerato che il ministro Boccia ha chiuso con noi un tavolo con tutte le regioni italiane circa un progetto da portare avanti. Poi ne viene fuori che fanno la riunione di maggioranza, e perché una parte della maggioranza non è convinta, che guarda caso sono sempre gli stessi che nel 2014 ci hanno portato davanti la Corte Costituzionale per vietare al Veneto di fare il referendum. Ecco, questa parte di maggioranza, quindi Renzi, Italia Viva, dice che dell'autonomia non ne vuol parlare e se ne parlerà più avanti. Noi siamo pronti. Il ministro Francesco Boccia cercava di arginare le polemiche. Noi siamo pronti, ha detto, intendendo il PD. Gli altri partiti oggi mi hanno consegnato alcuni ritocchi che io ritengo ultimativi. Aspettiamo da Italia Viva i loro contributi. Contributi che però non arrivano, così come non ci sarà l'autonomia sotto l'albero di Natale. Noi abbiamo il diritto di avere una risposta, quindi veramente quello che dico al governo è che se ha i numeri per governare deve darci una risposta, altrimenti vadano a casa. Non abbiamo intenzione di perdere tempo, e quindi lavoreremo in questi giorni per completare questo lavoro e per consentire alle regioni poi di dire l'ultima parola. Ma è un ritornello che si è già sentito da mesi, e allora l'appello va direttamente a Mattarella. Lo dico al Capo dello Stato, che è garante della Costituzione, che nell'ambito dei suoi poteri si faccia, come si può dire, portavoce di questo stato di malessere che non è più del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma è di 17 regioni, 18 regioni su 20 a livello nazionale. A pochi giorni dalla fine dell'anno, tempo di bilanci anche per il Consiglio regionale che si avvia al rinnovo nel 2020. Siamo in un quadro di congiuntura internazionale molto particolare, la frenata della Germania sta portando dei numeri anche da noi non proprio elegantissimi per quello che siamo abituati come imprese del Veneto. Però, ripeto, io vedo, e lo vedo spessissimo, appunto, imprenditori veneti che stanno girando il mondo, realtà venete che sono eccellenze a livello europeo, mondiale. Il quadro d'insieme a livello nazionale e internazionale non manca certo di difficoltà, ma complessivamente il Veneto rimane in salute. A pochi giorni dall'ultimo Natale della legislatura regionale, il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti traccia il bilancio di un quinquennio di attività dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. La nuova legge urbanistica e di rinaturalizzazione del territorio, la nuova legge della cultura che aspettava da lustri di essere aggiornata, quindi cose che anche operativamente renderanno una regione Veneto sempre più adeguata al terzo millennio. Sembra una regione Veneto che sempre più deve fare i conti anche con disastri o semidisastri ambientali. Sì, disastri che mi permetto di dire riusciamo anche a gestire abbastanza bene, cioè nella tragicità di certi eventi stiamo ad esempio vedendo Vaia con dei cantieri importanti che sono in corso in tutto il Veneto, lo abbiamo visto a Venezia con la recente acqua altissima, direi io, dove in questo momento io penso che il 99% degli esercizi pubblici sono ritornati aperti, operativi. Uno degli ultimi atti della Regione nel 2019 è proprio lo stanziamento di €1 milione per contribuire al ristoro dei danni subiti dalla Basilica di San Marco durante l'eccezionale acqua alta del 12 novembre. Il contributo pubblico straordinario è stato deciso con uno specifico progetto di legge che l'Assemblea ha approvato a maggioranza, 43 voti favorevoli e 3 astenuti. Torniamo alla cronaca, numerosi colpi messi a segno anche ai danni di turisti a Venezia dalla banda di borseggiatori rom specializzati in furti sulle metropolitane sgominata a Milano. Ci racconta tutti i dettagli in collegamento Filippo Fois, buongiorno.
Sì, buongiorno. Dunque 6 persone sono finite in carcere mentre altre 2 sono ricercate. Un'associazione a delinquere specializzata in furti sui mezzi pubblici, soprattutto a danni di turisti, che colpiva anche a Venezia, quella finita in manette a seguito di un'indagine della squadra mobile di Milano. A tirare le fila del gruppo tale Muharrem Omerovic, conosciuto come Bimbo, un 38enne bosniaco conosciuto per la prima volta dalle autorità italiane nel 2012 a Roma, dove è stato fermato anche nelle stesse ore. Bene, assieme a Bimbo è stata arrestata un'autentica squadra di donne, la moglie, la sorella, le mogli dei 2 nipoti e la moglie del figlio, tra l'altro da poco diventato maggiorenne, su cui sta lavorando la procura presso il tribunale dei minorenni. Mentre le mogli, secondo l'accusa, erano impegnati ad alleggerire soprattutto i turisti del portafoglio, i mariti si divertivano in giro per l'Europa, in centri termali, ristoranti di lusso, ai quali arrivavano con abiti firmati e a bordo di Porsche e Maserati. Come detto, il gruppo colpiva anche a Venezia, dove forse le cose però non erano andate come previsto, tant'è vero che in una delle intercettazioni telefoniche proprio lo stesso Bimbo a sgridare la moglie e la sorella, perché in un giorno a Venezia hanno guadagnato soltanto 500 euro e in una settimana solamente 2000, mentre lo stesso Bimbo, sempre al telefono, si vantava che durante la fiera di Milano avevano guadagnato circa 30.000 euro. Questo naturalmente secondo le intercettazioni che sono state compiute dalla squadra mobile di Milano. Come detto, sono 6 le persone finite in carcere in queste ore. Per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois. Adesso la storia che ha come protagonista un'ex studentessa dell'Università di Padova che durante il progetto Erasmus in un altro ateneo straniero ha contratto in laboratorio il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. Manipola alcuni vetrini con pezzi di HIV mentre prepara la tesi di laurea nel laboratorio di un'università straniera dove stava facendo l'Erasmus e pochi mesi dopo scopre di aver contratto il virus. È la vicenda paradossale capitata ad un'ex studentessa poi laureatasi a Padova e riportata dal Corriere del Veneto. I fatti risalgono a 7 anni fa. La studentessa, donatrice di sangue, scopre facendo degli esami di essere sieropositiva. Nessun comportamento a rischio, solo il contatto in laboratorio con il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. La donna a distanza di anni ha fatto causa a entrambi gli atenei, quello italiano di partenza e quello ospitante, chiedendo al Tribunale di Padova, competente per l'ateneo italiano, un risarcimento milionario. Questa storia le ha distrutto la vita, ha raccontato l'ex studentessa attraverso il suo avvocato. Ha sofferto di depressione e si è chiusa in se stessa. Difficile ricostruire anche la dinamica del contagio. Stando alla sequenza genetica della perizia di parte, il virus che l'ha colpita non circola tra la popolazione, ma corrisponde a quelli costruiti in laboratorio. Quindi il contagio potrebbe essere avvenuto proprio durante l'attività di ricerca e addirittura non attraverso la contaminazione di sangue, ma per via aerea. La vicenda giudiziaria è nelle fasi preliminari, anche se i giudici hanno già fissato la prima udienza. Secondo l'avvocato della donna, l'HIV da laboratorio è curabile, ma con più difficoltà perché i farmaci disponibili sono stati sviluppati sui virus circolanti. Vostro incendio ha interessato dalle prime ore di questa mattina l'acciaieria Valbruna di Vicenza. Le fiamme si sono sviluppate nella zona deposito del materiale truciolare proveniente da lavorazioni meccaniche. Sul posto hanno operato 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno raffreddato i residui metallici che sono stati poi spostati dagli operatori aziendali in una zona sicura. E potrebbe rivelarsi doloso il rogo che ha distrutto i magazzini di una ditta di traslochi a Padova, ipotesi che non viene esclusa nemmeno per l'incendio in un capannone agricolo a Montagnana. Potrebbe esserci il dolo dietro al rogo che ha distrutto i magazzini della Maciste Traslochi. Carabinieri e vigili del fuoco, dopo i rilievi, non sono riusciti ad escluderlo. I 2 focolai dell'incendio sono stati riscontrati in 2 punti distanti una decina di metri tra loro e sono partiti quasi in contemporanea. Difficile pensare, anche se non escluso, ad una fatalità. Non è escluso il dolo nemmeno per il rogo di un capannone a Montagnana in via Granze, utilizzato come deposito di patate e di macchine agricole.
Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno fatto collassare parte del tetto. 5 automezzi dei vigili del fuoco e 13 operatori sono stati necessari per spegnere tutti i focolai. Nel rogo sono andati distrutti anche 4 trattori e una macchina agricola. Non risultano feriti, sul posto anche i carabinieri. Prevenzione e cambio culturale sono le parole d'ordine, secondo molti, per contrastare le stragi sulle strade che hanno caratterizzato il fine settimana in Veneto. Sono 16 anni che cerco in qualche modo di darmi da fare per dire non deve succedere mai più. L'ho detto il giorno dopo, ho detto non deve succedere mai più una cosa del genere. Ma malgrado questo le famiglie continuano a venire dilaniate dal più doloroso dei lutti. Anche per la referente trevigiana dell'Associazione Vittime della Strada il venir meno di campagne di prevenzione strutturate nelle scuole sta provocando grossi danni. Vediamo che lasciando la presa poi le persone si abituano a certi comportamenti e queste sono le conseguenze. Le campagne shock magari 20 anni fa hanno fatto il loro effetto. Adesso purtroppo qual è lo shock? I ragazzi vedono delle cose anche più scioccanti di quello che facciamo vedere noi, anche i video o altre cose. Hanno bisogno di consapevolezza, hanno bisogno di capire le conseguenze e noi ci siamo fra le nostre testimonianze. Manda un abbraccio alle famiglie Paola Conte Bortolotto e commenta così la proposta della mamma di una delle vittime della strage di Jesolo di organizzare una grande manifestazione. Che dire, continuiamo a far sentire la nostra voce. Sicuramente puntare i riflettori sul fenomeno è una cosa che fa sicuramente bene, perché è giusto parlarne ed è giusto cercare soluzioni, perché non si possono perdere le vite dei nostri ragazzi e in generale le vite umane in questa maniera. Quello che secondo noi è corretto fare è lavorare sulla prevenzione, perché in questo momento qualcuno potrebbe pensare che la soluzione facile del problema sia aumentare a dismisura il numero di pattuglie sulla strada, che una sorta di militarizzazione delle strade potrebbe portare più sicurezza. Non solo 4 multe in più che salveranno qualcuno, ma un cambiamento culturale, nell'impostazione culturale delle persone alla guida. La guida non deve essere quello che rimane di altre 10 attività che si stanno facendo in quel momento, ma deve essere la cosa più importante che stiamo facendo in quel momento, perché se non lo facciamo e ci distraiamo, le conseguenze sono alle volte irreparabili. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per tornare a parlare delle polemiche scoppiate dopo che alcuni produttori vitivinicoli avevano avanzato l'idea di non voler più utilizzare il nome Prosecco sulle etichette delle loro bottiglie. Ebbene, la confraternita di Valdobbiadene ha raccolto i risultati del sondaggio effettuato proprio tra i produttori. Il nome Prosecco Superiore non si tocca, è quanto emerso dal sondaggio indetto dalla confraternita di Valdobbiadene tra 2640 produttori appartenenti alla filiera della denominazione Conegliano Valdobbiadene di OCG. Lo scorso settembre è stata avviata la consultazione per la tutela della denominazione, sottoponendo ai viticoltori 5 punti. Ora la confraternita tira le fila. L'istanza, precisa l'associazione, pur non avendo raggiunto la maggioranza dei consensi, ha evidenziato un risultato di spessore importante e riscontri positivi sono giunti da grandi aziende, sia spumantistiche che vitivinicole, da viticoltori, da associazioni ed amministratori locali. Questo risultato viene accolto con positività dalla confraternita di Valdobbiadene, che spera che una risposta così larga non venga disattesa e che il confronto con le istituzioni già avviato possa continuare per raggiungere un accordo programmatico di effettiva e coerente tutela territoriale. Voltiamo pagina, riaperti dopo 5 anni di lavori i giardini reali di San Marco, oggetto di un intervento di recupero che li ha riportati all'originario progetto ottocentesco. Estesi su una superficie di 5.000 metri quadri davanti al bacino di San Marco, sui quali si affacciano le sale imperiali del Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Marciana e il Museo Correr, i Giardini Reali di Venezia fanno parte di un progetto di riforma dell'area marciana sancito da un decreto napoleonico di inizio Ottocento.
Passati nel corso del XX secolo dalla corona al demanio e quindi al comune, negli ultimi anni i giardini reali si erano ridotti a testimonianza di ben altri splendori, cui ora rendono giustizia i lavori di recupero per i quali sono stati dati in concessione a Venice Gardens Foundation nel dicembre 2014. Ma qui la conclusione dei lavori rappresenta però anche una partenza. Si parte per restituire i giardini alla città e ai cittadini, che mi sembra già una buona partenza ed è quello che noi abbiamo voluto fortemente in questi 5 anni di lavoro. E poi si parte per altri giardini, per restituire sempre di più ai cittadini delle aree, dei luoghi dove possono ritrovare il silenzio, se stessi, quasi come se fosse una passeggiata spirituale. Incredibile a dirsi, visto il luogo, tra gli interventi di restauro figura anche la demolizione di un bunker in cemento armato della Seconda Guerra Mondiale. La riapertura dei giardini è comunque solo il primo tassello di un più ampio progetto sull'area marciana che, come ha ricordato Philippe Donnet delle Generali, partner di Venice Gardens Foundation, si concluderà nel 2021 con la riqualificazione delle procuratorie vecchie, futura sede della fondazione The Human Safety Net. Ma nel futuro c'è altro ancora. Con vari enti di ricerca nazionale e internazionale svilupperemo dei progetti sulla sostenibilità e sia sulla sostenibilità di risparmio energetico, ma soprattutto sulla sostenibilità di tutto quello che poi è la manutenzione di un giardino. Presentato a Padova al Comando Nord di Prato della Valle il calendario 2020 dell'Esercito italiano. I mesi del 2020 avranno i volti degli uomini e delle donne dell'Esercito italiano, insomma di soldati impegnati nelle sfaccettate attività che contraddistinguono le forze armate. Il calendario del prossimo anno infatti è focalizzato su queste menti e questi cuori impegnati nei difficili teatri operativi all'estero, ma anche nelle tante attività in patria. Il Comando Esercito Nord, con sede a Padova, è competente tra l'altro su Veneto e Friuli Venezia Giulia, e solo quest'anno ad esempio ha bonificato ben 4.000 ordigni delle 2 guerre mondiali e per l'operazione Strade Sicure controllato 64.000 persone con 117 arrestati. Numeri che hanno dietro molto lavoro. Non si arriva per caso, ma si arriva attraverso un percorso di formazione, di addestramento costante del personale, in maniera tale che vengano raggiunte quelle capacità che sono richieste per le emergenze che dobbiamo affrontare. Risultati raggiunti sempre e ricordando, custodendo le tradizioni. Non credo che senza radici nessun albero possa germogliare o produrre dei frutti buoni, quindi affondare la nostra storia, le nostre tradizioni nelle radici del passato sia una maniera per capire perché siamo arrivati a questo punto, come ci siamo arrivati e cosa possiamo fare per migliorarci. Parleremo delle stragi sulle strade questa sera nel corso di 20 e 10 insieme a Paola Conte Bortolotto, presidente dell'Associazione Vittime della Strada di Treviso, e a Marino Biscaro, ex dirigente dell'Ufficio Sicurezza Stradale della provincia di Treviso. Vi ricordo poi l'appuntamento con la nostra rubrica, i vostri presepi, potete inviarci le immagini, le foto delle vostre natività tenendo il cellulare in orizzontale per effettuare questi video, li potete poi inviare ai numeri o all'indirizzo mail che vedete in sovraimpressione. Se non siete in grado di farlo voi, mandateci una breve descrizione del vostro presepe e verremo a riprenderlo con le nostre telecamere per poi mandarli in onda nei nostri telegiornali, come nel caso di questi presepi che ora manderemo in onda, e sono quelli realizzati dalla famiglia di Giuseppe Frisone e Alessandra Furlani e di Marco Monetti di Venezia. Vi lascio alle immagini di questi presepi e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona giornata. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas.
Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo spiccatamente instabile a causa di una bassa pressione che, posizionata sulla Sardegna, causerà qualche pioggia anche sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo una moderata variabilità con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse sulla zona nord-orientale della pianura e sul Bellunese, meno frequenti invece altrove. Ancora molto ventoso con forti venti da nord-est. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime comprese tra 10 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto, tuttavia con qualche nebbia, ma anche con qualche spazio soleggiato, soprattutto a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi tra 10 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.